Amici sportivi, il video degli highlights del Montecchio Maggiore questa settimana è gentilmente offerto da Cabec SRL con sede a Rubano, Padova in via Bernardi 1. Un grazie anche a Distretto Case, presente con 4 sedi a Montecchio Maggiore, Sovizzo, Vicenza e Jesolo. A Montecchio Maggiore li puoi trovare in via Europa 57 1. E un grazie anche a Saf Spa con sede a Valliona in via Casalini 3. Andiamo a vedere insieme le immagini del match. Fabrizio, un finale di campionato in crescendo, completato oggi con un primo tempo da far vedere alle scuole calcio, io direi. Siamo contenti, ci tenevamo a chiudere bene con una piccola diciamo, speranza per quanto riguardava i playoff, erano difficili da raggiungere, dovevamo aspettare i risultati delle altre partite, però sono contento perché abbiamo chiuso bene l'anno come volevamo. Facciamo un breve bilancio, cosa ti è piaciuto di più della tua squadra nell'arco delle 30 partite da quando sei arrivato? La compattezza è stata la prima cosa perché quando sono arrivato io c'era un momento difficile, eravamo penultimi in classifica dove comunque la squadra non stava bene, soprattutto mentalmente, e siamo stati lì bravi nelle prime partite a ricompattarci e cercare di fare subito risultati. Dopo, acquisiti un po' di risultati, abbiamo cominciato a esprimere il nostro calcio, i ragazzi sono stati bravi a seguire le mie idee per poi chiudere, penso, alla grande. Quando è stato, se c'è stato, il momento in cui hai capito che questo Montecchio poteva salvarsi prima della fine del campionato senza patentare? Diciamo che il girone di ritorno non era partito benissimo, però ho visto i ragazzi in fiducia, allenarsi sempre bene alla grande e poi è arrivata la prima vittoria del girone di ritorno, lì ho capito che si poteva, anche se era difficile, arrivare alla salvezza prima possibile. Ultima domanda, numeri alla mano, quinto posto in classifica, 51 punti, 9 punti nelle ultime 3 partite. Bello, ci speravamo, vedete ragazzi, cerchiamo di finire più in alto possibile dopo arrivata la salvezza, mi hanno seguito alla lettera, penso che sia il giusto premio per l'anno che abbiamo fatto. Allo stadio Omobono Tenni di Treviso si affrontano la formazione locale del Treviso in divisa gialla e il Montecchio Maggiore in divisa nera per la 34esima giornata di campionato. Montecchio Maggiore con residue speranze di agganciare i playoff, mentre il Treviso matematicamente certo del terzo posto. Parte col piede sull'acceleratore il Montecchio Maggiore che sin dai primi minuti si rende pericoloso con conclusioni verso lo specchio della porta di Just. Risponde il Treviso dall'altra parte con Segantini che con doppio intervento riesce a parare. Al minuto numero 6, primo gol per il Montecchio Maggiore, velo di Manarin, Visinoni prima intenzione, batte a rete e supera Just Nicolò per il gol dell'1-0. Non passano nemmeno 2 minuti e su lancio di Cristiano Bigolin Luca Manarin si impossessa del pallone, si mette in conto proprio, lascia partire un tiro dai 20 metri su cui Just non riesce a deviare e quindi Montecchio Maggiore che mette per la seconda volta la freccia per il 2-0. Altra colossale occasione per il Montecchio Maggiore al minuto numero 19 con Nicolò Valenti che da dentro l'area tira alto. Ancora Montecchio Maggiore vicino al gol con una pennellata dai 40 metri di Nicolò Visinoni. Minuto numero 22, coast to coast di Nicolò Valenti che si fa 50 metri a tutto solo davanti al portiere, lo supera ma proprio sulla linea di porta arriva Raggio Leonardo che salva. Treviso che prova a rispondere con qualche azione sporadica ma nulla che può impensierire il portiere Segantini. Minuto numero 35, altra sgroppata, arriva Pavan dentro l'area, batti e ribatti, viene leggermente trattenuto per la maglia,
ma non riesce a concludere a rete. Treviso vicino al gol dell'1-2 su colpo di testa dell'attaccante del Treviso, Segantini devia sul palo. Sul finire di tempo altra azione pericolosa con Manarin che non riesce a servire Valenti. Secondo tempo che si apre con un'azione pericolosa per il Treviso, vanificata però dalla posizione di offside dell'attaccante e quindi nulla di fatto. Minuto numero 71, Montecchio Maggiore in attacco dove però non riesce a concludere a rete. Minuto numero 75, il Treviso si getta in avanti e con la Tucchella lascia partire un tiro che va fuori di poco. Ancora Treviso in attacco, tiro da fuori su cui Segantini fa buona guardia. Minuto numero 87, Segantini fa il miracolo su colpo di testa di Salviato e lì si concludono le ostilità con il Montecchio Maggiore che vince 2-0 e si classifica al quinto posto in classifica con 51 punti a pari merito con Este e Campodarsego.